Questa trasmissione è offerta da Buonasera a tutti gli amici di Telecittà, ben ritrovati a una nuova puntata di Padova nel cuore, la quarta per l'esattezza, e vicino a me è tornata Lucilla De Luca, è tornato il sole. Ciao Lucilla. Ciao. È stato buono stavolta? Sì, beh, più o meno. Ecco. Stai migliorando. Poi ci dici nel corso della puntata se hai giocato nel weekend, perché tu giochi a pallavolo e non giochi mai ultimamente Sì. perché l'allenatore non ti fa giocare, poi lo scopriremo. Infatti. Vicino a me, come sempre, Claudio Campagnolo. Ciao Claudio. Buonasera. Tanti ospiti anche questa sera, Claudio. Abbiamo anche un ospite d'eccezione per parlare del Padova. Abbiamo delle atlete importantissime nella nostra tribunetta. Andiamo Come subito, sempre. come sempre, infatti. Sì, non siamo ottimo livello, mai fatto fantastico. mancare nulla. Allora, andiamo a presentare gli ospiti prima qui, nella nostra zona verde, con l'avvocato Mario Liccardo, tifoso avvocato, insomma, non ha bisogno di grandi presentazioni. Parleremo di tanti argomenti con Mario Liccardo, anche dello stadio, della questione stadio. Poi, come dicevo, Giuseppe Bergamin, presidente numero 1 del Bianco Scudetto Padova, ben trovato a Telecittà, a Padova nel cuore. Grazie, buonasera. E adesso, Claudio, non vuoi presentarli tu, gli ospiti della tribunetta? Sì, o... abbiamo una tribunetta molto Gremita. Per cavalleria iniziamo dalle campionesse d'Italia di pallanuoto. Eh sì, ci sono venute a trovare le due lauree terribili, Laura Teani e Laura Barzon, che ormai stanno facendo sfracelli, veramente siete la squadra, possiamo dire, quasi più forte d'Italia nella pallanuoto femminile? No. Dopo... Manteniamo il quasi perché... Esatto, manteniamo i piedi per terra perché la stagione deve ancora finire. Esatto. Avete già vinto la Coppa Italia? Sì, per il momento siamo prima in campionato, Siete quindi prime. abbiamo la possibilità di fare i playoff, la semifinale di playoff subito in casa, e quindi un'ipotetica finale subito, tutte le 5 partite, cioè 3 partite in casa su 5, quindi è un punto a nostro vantaggio. insomma. Volendo potreste fare anche il triplete di Mourinho, cioè l'Europa, l'Italia e la Coppa Italia. Però non diciamo sarebbe un nulla, bel non diciamo sogno. nulla. Intanto che aspettiamo la Padova calcistica che torni ai grandi livelli, ci consoliamo, insomma, mica tanto Ma con volevo la, sapere, con la pallanuoto. sono primi in classifica con quanti litri cioè con quanti punti di vantaggio? Non vali, esatto. E siamo con 5 punti? 5 punti di vantaggio, quindi manca solo l'ultima partita di campionato contro la Roma, che in teoria deve andare. La Padova è più 8, la Padova è più 8. Parla più 8, loro più 5. Bene, categoria. Questa sera cercheremo di ridere anche un po' con Ruvo. Con Ruvo e come al solito. i suoi disegni, le sue caricature. Ciao Ruvo. Intanto ciao a tutti, buona giornata, buona serata, perché oggi sono le 4:30 giusto di sera. Vedo che finalmente c'è un po' di attenzione anche verso di me, perché davanti mi avete messo il portapennarelli qua e che ci sta benissimo. E è oltretutto caduto. non sei neanche da solo perché ti abbiamo messo un altro asso della comicità. Ecco, io nostrana. ho cercato in tutte le maniere oggi perché non ci fosse, ma Esatto, hai la cercato di macchina boicottarlo fino alla funzionava. fine, invece noi l'abbiamo invitato Non può Remigio non esserci. Ruzzante, che è anche la voce dell'Euganeo. Ciao, sì. Cerchi di renderlo un po' più bello l'Euganeo. Non so, che non è bellissimo. Ho accettato questo compito di fare lo speaker dell'Euganeo e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, anche divertendoci. Qual è il momento, Remigio, che ti emoziona di più quando in questa nuova veste di speaker ufficiale Quando leggo la formazione del Padova. Con i nomi, i soprannomi che ti sei inventato tu al momento. Dopo ce ne inventi. Li ho inventati io, però ho avuto una spalla. Sì, posso rivelarla. certo, sì, ma per questo. E nel direttore sportivo del De Poli. Ma dai, Vabbè. hai capito? Ghostwriter De Poli. Allora dopo ci torni un Abbiamo soprannome anche concordata proprio per le due lauree. perché lui dopo, conosceva alla le fine. caratteristiche. Però io so che siccome tu sei un creativo per eccellenza, ti voglio mettere alla prova, devi inventarti una formula per gridare gol che resti epica e che ti contraddistingua. Stiamo provando varie, non so se tu sei allo stadio, varie soluzioni. Adesso l'ultima suggerita da qualche tifoso è quella di ripetere il nome del giocatore che segna per 3 volte. Sì, ma non devi dire il cognome, però invece dici il cognome, le devi lasciare che lo dicano i tifosi. Che sia lo stadio C'è già un dibattito aperto. Sì, fa molto argentina, fa molto stadio argentino. Vabbè, allora salutiamo anche, dopo ne parliamo, salutiamo anche Alessandro Vinci, l'uomo dei numeri, giornalista Stefano, Padova buonasera Sport. a tutti. Salutiamo anche un tifoso d'eccezione, Gianfranco Borsatti,
che è venuto a trovarci e poi ci racconterà una delle tantissime trasferte che ha fatto Gianfranco, perché sei proprio un tifoso doc del Padova. Da 40 anni. Da 40 Ma lui, anni. ad esempio, se ne potrebbe raccontare tantissimo. Ma posso rivelare una cosa velocissima, cioè lui proprio ha uno stato d'animo, quando il vecchio Padova perdeva, perché insomma, quando il vecchio Padova perdeva, cioè lui praticamente come dire, si macerava per 2 o 3 giorni e capitava che nel lavoro appunto ti chiedessero anche a volte di lunedì o martedì come va Gianfranco, dice, dipendeva dal risultato ma non è l'unico, ma anche i miei familiari, soprattutto i familiari. Poi spiegheremo magari come risolvere anche questi problemi. Allora dicevi, per fortuna che il Padova di adesso perde poco, quindi si macera poco il nostro Gianfranco. Tra poco vedremo anche gli highlights della partita contro il Giorgione, Padova-Giorgione. E allora un commento veloce da presidente Bergamin su questa vittoria 4-2. Adesso siamo a mercoledì, siamo già più proiettati verso la sfida contro il Dro di sabato, però un commento su questa gara che ha visto il Padova stravincere. Sì, cerco di ricordare cosa è successo perché credo che abbiamo fatto una buona partita, al di là di qualche svarione un po' in tutte le fasi, sia in attacco, sia in difesa, sia a centrocampo, però credo che abbiamo dimostrato una qualità tecnica superiore dell'avversario, pur riconoscendo che l'avversario è venuto a giocarsela senza fare le barricate che in qualche altra occasione abbiamo visto. Sono stati anche un po' costretti, visto il gol lampo che hanno subito, per cui se facciamo una barricata sull'1-0... forse anche per quello, ma magari sta nelle loro corde quella di giocare aperti, eccetera. Diciamo è stata una partita anche piacevole in certi momenti e il risultato in qualche modo è quello che ha detto il campo. Infatti va ricordato agli spettatori, quei pochi che si fossero spaventati per 2 gocce d'acqua nel pre-partita, vi siete persi un'ottima occasione, quindi continuate a seguire questo Padova fino alla fine, anche quando io mi auguro la matematica sarà dalla nostra parte, o dalla vostra parte in questo caso, mi sono messo in mezzo anch'io, perché si vede comunque un bel gioco e soprattutto ci sono delle emozioni che francamente io non mi aspettavo all'inizio di questo campionato di Serie D, glielo dico molto sinceramente, ero arrivato un po' così, siamo finiti in Serie D, e invece mi ha stupito con effetti speciali, e così anche per lei. Nemmeno io, perché a parte non conoscere la categoria, non conoscere i giocatori, perché non conoscevo i giocatori che avevamo a disposizione da un punto di vista proprio di curriculum e anche di qualità. Era difficile pensare che potesse essere una squadra, pur avendo un allenatore importante e un direttore sportivo che sa lavorare, però è un'aspettativa che in qualche modo avevamo sognato, ecco, come risultati, che però fosse una cosa realisticamente possibile, l'abbiamo maturata, diciamo, durante il percorso, come cantava qualcuno. Allora sentiamo anche l'avvocato, perché andando a vedere la classifica il Piotto è rimasto, l'Alto Vicentino ha vinto col Tamai, però manteniamo questo Piotto. Sì, va benissimo il Piotto. Io però farei un calcolo. Perché mi fai questa? Perché dovete sapere che l'avvocato è del segno dell'Acquario. Allora, qual è la caratteristica del segno dell'Acquario? No, è il bastian contrario, fa anche rima, no? Per cui in questo clima così di estrema felicità. Non sono stato spesso Bastian Contrario. Non sono Bastian Contrario, vero, Bastian Contrario contro Pinocchio. E dico, me ne vanto di essere stato Bastian Contrario. Lì non eri single, eri buona compagnia. No, dicevo che per prudenza io farei conto non di 7 partite e 8 punti, ma di 6 partite e 4 punti, perché vorrei arrivare alla partita con l'Alto Vicentino senza avere il problema né di fare calcoli, né di pareggiare, né di vincere, né tantomeno di non perdere, ma dire, vabbè, è fatta, ecco, allora è una grande festa. Quindi io farei il calcolo, 6 partite, mancano 4 punti da difendere, ecco. Però bisogna un po' ringraziarlo questo Alto Vicentino, perché se non c'era l'Alto Vicentino ci saremmo annoiati un pochino, no? Quindi un po' ringraziamo dalle rive. Infatti, è un presidente esattamente il contrario del nostro, e quindi a me non piace. Non ti piace tanto. Però, ad esempio, perché mi piace il presidente. Vi chiedo una cosa così proprio, magari apparentemente c'entra poco, ma sapete, no, che dalle rive ha acquistato a Fonderia Anselmi, quindi che era un pezzo, insomma, della storia padovana.
E quindi sembra quasi Padovano. È diventato Padovano. Quindi sembra si stia avvicinando, no? Gattoni. Allora, facciamo un po' di fantacalcio. Ma se dalle Rive vi chiedesse di poter entrare in società per fare una compagine che affronti, io mi auguro, la Lega Pro in maniera tosta, quali reazioni ci sarebbero da parte anticipiamo vostra? un attimo il tema societario di cui parleremo poi, solo questo flash. No, mi riservo la risposta nel momento in cui mi viene fatta la domanda. Nel momento in cui dalle Rive eventualmente... C'è Ugo che si sta alzando, sono un po' preoccupato. Bene. No, va bene. Allora, pure disegnare. Prego Stefano, andiamo con... No, andiamo avanti perché adesso vedremo anche le interviste che hai raccolto, due interviste particolari, Zubin e Ilari, che hai raccolto tu Claudio al termine della partita. Rimanendo un po' sul discorso tecnico, volevo chiedere al Presidente, che questa partita ha dato anche indicazioni importanti, cioè manca un giocatore chiave come Cunico, lo sostituisce con una certa naturalezza. Sì, abbiamo capito che la squadra è composta da 22-24 elementi, diciamo intercambiabili, dove se abbiamo contato gli infortuni che abbiamo avuto, le squalifiche eccetera, a parte qualche situazione particolare non abbiamo risentito di assenze eccetera. In particolare direi che sia nel reparto avanzato sia nel reparto di centrocampo abbiamo sempre sopperito con pari qualità le defezioni che abbiamo. Sì, perché di solito si dice, no, che ci sono 22 titolari, ma è più un discorso di facciata, però quest'anno francamente è accaduto questo. Ma è una squadra, diciamo, che diventano bravi anche quelli meno bravi quando si gioca, diciamo, in gruppo, così credo che se giocassi anch'io farei una mia bella figura. Anche perché poi parleremo anche del Bergamin calciatore, ragazzi, abbiamo delle cose interessantissime. Ma il bello di Bergamin abbiamo capito che l'avvocato è innamorato proprio di Giuseppe Bergamin. Sì, no, sono innamorato della famiglia, perché lui ha una famiglia che la moglie, sapete che addirittura arcinota tifosa, vorrebbe andare addirittura a fare tifo nell'uta e si annoia. E riveliamo lo scoop, la foto della signora Bergamin con la sciarpa dei bianco scudati fatta da me. No, è fatta dall'avvocato Liccardo, capito? Anche queste qualità di reporter. E domenica prossima e sabato avremo l'intervista sul bianco scudato con la figlia Maddalena, che giocatrice, ha giocato per un sacco di anni a calcio, adesso è alla Sorbona a Parigi e segue il Padova, viene a vedere la posta del Padova, e poi c'è Marco che lo conosciamo, a braccio destro di De Pol. Quindi voglio dire, è molto importante questo. Se fate il paragone con la famiglia Cestaro capite subito alcune cose. Anche lui aveva un figlio, vabbè, comunque lasciamo stare. Lucila, adesso andiamo a vedere le interviste, no? Andiamo a vedere le interviste, sì. Non c'è il tuo amico Ferretti, ma c'è Zubin e Ilari, andiamo a sentire. Io sono fiero di essere nato a Padova. Ho chiesto al tuo mister se è soddisfatto dei suoi esterni, Petrille e Ilari. Naturalmente è molto soddisfatto. Beh, sono contento, perché avere i complimenti al mister è bello perché vuol dire che in campo si fa quello che poi lui chiede durante la settimana. Contro il Giorgione avete dimostrato, sempre per quanto riguarda gli esterni, di saper interpretare la partita nel migliore dei modi. Sì, penso che la chiave è stata nei primi minuti della partita, in cui siamo partiti molto bene e l'abbiamo subito incanalata nel verso giusto. Quanti gol hai fatto con un pallonetto nella tua carriera? Questo è il secondo. Però al di là del pallonetto è bello proprio segnare in generale. Penso che oggi si è visto che chiunque sia chiamato in considerazione, sia preso in considerazione, può dire veramente la sua. Oggi mancava una pedina come Marco, Cunico là in mezzo e Zubo l'ha sostituita alla grande. Insomma, è fatta o no secondo te? Ancora no, ancora bisogna stare lì e lottare per ancora un po' di partite. Da attaccante, come hai visto il loro secondo gol? Sono dei fenomeni gli attaccanti del Giorgione o forse abbiamo un po' dormito in difesa? Beh, io penso che la verità è nel mezzo, però hanno fatto veramente una bella azione. Io sono fiero di essere nato a Padova. Ecco, abbiamo sentito Ilari, giustamente Remigio mi correggeva. Allora sentiamo proprio da Remigio, da Gianfranco, quanto se mi piace questo giocatore? Esterno, talentuoso. Parli con me, scusa. Sì, no, con tutte e due in realtà, un po' con tutte e due. No,
Ilari, se ti piace Ilari, come lo chiami durante che No, lui ha capito Ilaria, si guardava attorno. No, Ilari perché... Aspetta che mi guardo... Fa un certo effetto di Ilari. Non mi ricordo. Come non se ne ricorda? Non ricordarsi. Non ricordo tutti quanti. È magico Ilari. E infatti si è rivelato magico Ilari, e avete visto che continua a segnare oltretutto, quindi specialmente in questa ultima fase del campionato è determinante. È stato... Se tu fossi Bergamino confermeresti per la Lega? Ma lì per la Lega, per il prossimo campionato. Ma guarda, io se fosse per me con il cuore confermerei tutta questa squadra qua. Però bisogna fare i nomi, credo che bisogna fare alte valutazioni di tipo tecnico dovute alle categorie, chissà che altro. Comunque penso che Ilari ha battuto anche un record per il Padova che sarà ineguagliabile. Cioè il gol più veloce che abbia mai visto fatto dal Padova. Sì. Un minuto era passato più o meno. Credo neanche un minuto, sulla prima azione praticamente. Secondi. Gianfranco, Ilari? Sì. Ma lo vedo tecnicamente valido, ma soprattutto dà, come tutti, ma particolarmente lui la grinta, l'anima in campo. È apprezzato per questa dote. E adesso chiedo invece alle nostre due ospiti un giudizio estetico su Ilari. Visto non se l'hanno visto perché erano proprio dalla parte dello schermo. Comunque sembrava un bel ragazzo. C'è qualcuno che se lo ricorda. So anche il segno zodiacale delle due pallanotiste. Madonna, sì, bisogna fare una puntata solo su quello, Claudio. Sì. Sui segni zodiacali. Lei è del Toro. Sì. Avrei detto dell'Acquario. No, invece lei è la portiera cosiddetta, la portiera che è accanto. Se l'inquadriamo magari così forse e la portiera è dei pesci, quindi pensate un po', è perfetto. Ma non è che dobbiamo trovargli anche la fidanzata, si arrangia da sola. No, perché so che ha un sacco di amici qui a Padova, no? che ha salutato proprio domenica scorsa in occasione del gol, no? E gli avranno trovato loro la fidanzata, penso. Aspetta, è impegnato o non è impegnato? Ecco, vede Presidente. Allora, l'unica cosa certa è che Lucilla è impegnata perché non dovrebbe interessare. Allora, sentiamo l'uomo dei numeri però prima, Alessandro Vinci. Cosa chiediamo? Sì, una battuta su Ilari o Ilari, meglio, perché lui ha dichiarato appunto che Ilari è la pronuncia giusta. Era la partita ideale per lui quella di domenica, perché il Giorgione non è stata una squadra che si è chiusa. E è stato un costante 4 contro 4 tra i 4 avanti biancoscudati e i 4 difensori rossostellati, quindi ci sono stati molti spazi, molti duelli 1 contro 1 e lui in quei frangenti si esalta. C'è anche da dire che si è ripreso da un periodo un po' di appannamento, era partito a 1000 nelle prime partite di campionato, poi appunto a cavallo tra il 2014 e il 2015 si era un po' rilassato, magari stancato insomma da questo avvio sprint, e adesso invece sta tornando sui suoi livelli. C'è anche da dire comunque che adesso la tre quarti biancoscudata è devastante, anche con Petrilli che da dicembre, quando è tornato in forma, perché prima era infortunato, sta facendo la differenza, e per la seconda partita consecutiva domenica ha sbloccato il punteggio. Sì, direi che sulle ali è blindato adesso in questo momento il Padova con Petrilli e Ilari, è difficile anche mettere in discussione. Abbiamo visto anche al centro, se manca Cunico c'è Zubin, 2 gol. Sì, avete visto i gol, li abbiamo fatti correre, magari no, ma secondo me uno dei più bei gol che ho visto a Padova è proprio quello di la combinazione del Petrilli che proprio ha raccolto questo pallone sul fondo che sembrava ormai un pallone perso e crossato al buon Zubin che ha sfoderato un colpo proprio. Sì, 2 giocatori della Lega Pro, Petrilli e Presidente, ma qual è il giocatore che maggiormente la entusiasma? Senza senso, non ne vogliono gli altri, insomma, è solo una questione più. Ma io l'ho già detto sta cosa perché diciamo che è un giocatore di quelli che giocano meno. Cioè il ragazzo si chiama Aperi, no? Aperi. Ed è un giocatore che ha delle grossissime qualità, a parte anche che è abbastanza giovane perché ha 22 anni. Sì. E quello che mi piace di questo giocatore è che non ha mai, a parte il sorriso sempre stampato, voglio dire, e non ha mai lamentato qualcosa di, pur sapendo di essere di essere competitivo, perché lui sa di essere bravo, lo sa l'allenatore, lo sanno i compagni, è rimasto sempre nel suo spazio, e quando l'ha trovato, perché è stato messo in campo
poche volte dall'inizio, qualche volta come spezzone di partita, ha sempre trovato il momento per rendersi, come dire, determinante. Sì, l'ha sfruttato al massimo. Perché ha fatto, non lo so, mi ricordo, 5-6 gol, qualcosa così, e tutti decisivi, voglio dire. Credo che oltre a quelli che hanno giocato e che hanno dato dimostrazione di grosse capacità, questo ragazzo merita una menzione proprio per il suo comportamento e anche per quello che ha dato nei momenti decisivi. Beh, credo che la caratteristica migliore di questa compagine, dalla presidenza fino appunto a chi gioca poco, è proprio questa voglia di dare il proprio contributo alla causa con estrema umiltà, e le posso garantire che dopo anni di esperienza con i calciatori, credo che sia proprio una qualità quasi scomparsa, no, nel mondo del calcio. Invece finalmente quest'anno abbiamo recuperato questo rapporto proprio. Umiltà non significa essere sottomessi, significa semplicemente essere se stessi e in maniera molto pulita. No? Sì, il ritratto di Aperi mi ricorda Lucilla che sempre col sorriso non gioca mai, infatti, come nella tua squadra praticamente. Sentivo che stava parlando di me 3 anni quando ha detto giovane. Poi sì, giovane, detto, no, poi sappiamo che adesso vai verso i 35. Ti sentivi un po' a pera praticamente. Cioè. No, ma hai risolto il tuo problema conflitto? Ma di che segno è il tuo allenatore? Non lo so, infatti. Chiudiamo la parentesi perché dobbiamo ancora vedere Zubin, però prima di vedere l'intervista a Zubin la situazione infortunati è abbastanza complicata, no Lucilla? Beh sì, mi sa che arriviamo a 11? Non so se arriviamo a 11, però ci sono tanti, forse lo stesso Zubin è a rischio, dopo aver fatto vedere questi Sì, numeri. ieri ho sentito appunto che ha avuto un risentimento verso la fine dell'allenamento, gli hanno fatto un'ecografia che non ha mostrato niente di particolarmente grave, una contrattura eccetera. Il fatto che la possa assorbire in 2 giorni non lo so, però non è una cosa che si preannuncia con un'assenza lunga. Ecco, diciamo che probabilmente magari domenica non sarà disponibile, ma non credo che sia un infortunio. Non è un infortunio, è una contrattura semplice. Un flash lo chiedo all'avvocato, una domanda forse un po' cattiva. Zubin Ferretti, qualcuno dice forse per la Lega Pro un po' fragilini. Io la butto là, lo leggo e te la giro. Prima non capisco perché la fai a me la domanda brutta. Perché il presidente giustamente perché l'avvocato è allenato a difendere. Allora io dico che non è compito né mio né nostro né in generale dei tifosi valutare le capacità, quali sono i giocatori adatti alla Lega Pro. Come ha detto giustamente la Bronsa, Remigio, no, perché magari qualcuno non lo sa, ma è Bronze Querte, che non è che è una cosa, non è un'offesa, non è un'offesa, faceva coppia con, non mi ricordo più come, con un'altra Bronza, sì, con un'altra Bronza, esatto, erano Bronze Querte, e come ha detto lui la meriterebbero tutti, ecco, quindi poi sarà un compito della dirigenza, dell'allenatore. Dopo questo pippone problematico, ma non ha risposto. Mi piacciono tutti e due. Da bravo avvocato. Mi piacciono tutti e due. Hanno tutte caratteristiche Zubin diverse. per la D è veramente un grande. Io purtroppo invece la vedo male un po' la riconferma di Zubin e Ferretti. Ovviamente lo dico a malincuore perché hanno dimostrato tutti e due di essere, oltre che dei bravissimi giocatori, anche delle bravissime persone. Secondo te poi in Lega Pro ci sono anche degli incentivi legati alla media dell'età. Poi la Lega Pro è un campionato molto muscolare, quindi in poche parole il discorso è: se deve avere degli over 30 devono essere veramente tosti, in forma. Salutiamo Zubin e Ferretti che stanno toccando. Li abbiamo scaricati. Andiamo a sentire Zubin. Io non ho detto niente di Ferretti. Allora sentiamo Zubin dopo la partita di domenica. Io sono fiero di essere nato a Padova. Una doppietta che poteva essere una tripletta. Sì, vabbè, l'importante era vincere, alla fine sono andati anche i miei 2 gol, quindi sono felicissimo, però l'obiettivo era quello di portare a casa i 3 punti e di continuare questa striscia che adesso mancano 7 partite, che è l'obiettivo finale, sappiamo tutti qual è, quello di vincere il campionato, quindi l'obiettivo era quello. Una tripletta se il rigore lo tiravi tu come era previsto. Sì, vabbè, però in quel momento lì mi sono sentito anche di cedere la palla a Savia perché sicuramente per un attaccante è importante fare gol, purtroppo non è riuscito a fare gol, però farà la prossima. Ti senti più a tuo agio quando giochi ad esempio con Almirante un po' più avanti rispetto alla tua posizione, oppure come
all'uscita di Almirante appunto hai recuperato la tua posizione centrale. Vabbè, io sono una punta, sono tua punta, poi mi piace anche giocare con la squadra, quindi poi il mister sa anche le mie caratteristiche, oggi mi ha provato dietro, è andata anche bene, quindi poi sicuramente giocando con gente brava, che si muove bene, è tutto più facile. Io sono fiero di essere nato a Padova. Bene, abbiamo sentito anche Emil Zubin, che ha fatto veramente una grandissima partita e che lo ricordiamo, un acquisto di gennaio, l'avete strappato all'Alto Vicentino, abbiamo raccontato la storia e ha dato veramente valore aggiunto. Piace molto a Lucilla, io ho visto che a questa era rosa. rapita proprio come Vanessa e Greta insieme, era rapita proprio forse era la luce che non le giocavo, cioè non le aiutava molto. Magari che faccia gol, sì, infatti, e porta esperienza la squadra, scusa. Tantissimo, sì. Cosa ne pensi? Tipo io, la mia squadra porta esperienza. Cosa ne pensi, Lucilla? Che hanno lanciato una provocazione dalla tribuna, che sai che le tribune sono sempre più. Mi piace. Come dici, scusa? Mi piace che le tribune siano calde, diciamo. Sono argentina. Calienti. La provocazione qual era, Remigio? Quella del... C'è in queste ultime settimane il problema degli oriundi, no? Lanciato in nazionale, e quindi tu sei un oriunda, immagino, no? O no? No, Argentina puro sangue. Cosa ne pensi di chi magari è argentino che poi a un certo punto viene naturalizzato e gioca in Italia, pure se è argentino. Beh, Santi ha fatto così. Santi ha fatto nazionale argentina, mio marito che gioca a pallavolo, lui ha fatto la nazionale argentina, poi ha rinunciato e adesso gioca come italiano. Vedi, e io niente, l'unico problema è quando giocano tipo per esempio Italia contro Argentina ai mondiali. Santi lo mettono in panchina. Sì, io no, nel senso, Santi, non so chi tifi, capito? Non sai chi ti fa. Non sai chi ti fare perché dici, ormai magari aspetto. La provocazione giriamola anche a Mario e al Presidente, secondo voi è giusto per capire anche la vostra opinione? Sono regole di gioco? Il regolamento lo permette. Infatti, il regolamento lo permette e mi detto. sembra che ci siano dei precedenti storici, diciamo, anche in Italia, no? Io non la vedo come una cosa sbagliata, diciamo, come concetto. Ovviamente ha un significato sta cosa, significa che abbiamo sempre meno degli italiani che possano, se abbiamo bisogno, diciamo, di naturalizzare, fra virgolette, gli stranieri, significa che abbiamo un bacino un pochettino scarso in Italia. Però oppure si va al passo con i tempi, con un'integrazione sempre più crescente. Sì, ecco, allora qui però i discorsi sono due secondo me, perché da un lato io sono d'accordissimo, integrazione, la globalizzazione porta a questo e tutto il resto, però dall'altro lato nel calcio c'è una radice campanilistica, tant'è vero, facciamo il tifo per il Padova, poi odiamo, fra virgolette, Vicenza che è a 20 km e così via, no? Quindi, che è una cosa assurda di per sé, però nel calcio ci sta, quindi ci starebbe secondo me anche che la nazionale fosse solo di italiani. Poi ricordiamo che la Germania Ma nel mondiale con tanti naturalità. È bello, vedi, è stupendo imitare l'avvocato Riccardo perché tu hai garantito di sicuro la controparte. Prima di parlare, è matematico. A proposito di controparte, adesso parleremo anche della questione stadio Ganeo, perché è molto attuale. Andiamo a vedere però se prima il Seruvo ha fatto qualche disegno, qualche caricatura. Che la tribuna qua sia calda non è ancora vero, perché sono ancora tutte e due vestite, quindi... perché che me la sono Qualcuno ha detto che la tribuna era calda, ma sono vestite. Avete la bronza lì, se non è calda la tribuna. Sono lì che alito anche. Ma al limite si allontanano per l'alito. Allora la prima la dedico proprio alla Laura, alla seconda, perché le ho messe tutte e due assieme. Laura Barzon, allora. E per far vedere che in questo periodo sto studiando matematica, perché mio figlio è sul momento dei compiti di matematica, non mi ricordo più niente. Ecco. Allora, questa è un'immagine loro di quando hanno vinto la Coppa Italia. Ed eccole qua. Laura, ti avevo detto di non alzare la coppa al cielo mentre eravamo ancora in acqua. Affogo. Sta andando sotto con la coppa. Dubito che ci siano problemi. Questa è vostra, voi ridete, anche se sono deficiente, voi ridete uguale, brave. Poi ne abbiamo una per l'avvocato. Prima di ogni partita faccio la preghierina dell'avvocato. Alfano nostro che sei in Parlamento, dacci oggi il nostro lodo quotidiano e rimetti a noi ogni condanna. Oltretutto il disegno è bellissimo, è proprio Mario Riccardo quello. Sì, siccome è avvocato l'ho fatto anche un po' più bellino perché non vorrei mai.
Questa invece è per Giuseppe. Adesso vediamo come la prende, caro Presidente. A Carnevale non è stata una buona idea vestirmi da Pennocchio. I tifosi non l'hanno capita bene. Chiedo scusa se ho detto quel nome impronunciabile. Dopo aver visto Bergami visto da Pennocchio possiamo anche... Basta, non parliamo. No, direi che non c'è, francamente, l'abbiamo proprio capito tutti, che non c'è nulla di più lontano da Pennocchio di Bergamin, cioè proprio stanno agli antipodi. Comunque, allora, questione stadio, Claudio, iniziamo a vedere qualche foto, perché dicevamo attuale l'assessore Rampazzo, l'assessore Cinzia Rampazzo allo sport di Padova. Che avremo ospite. Avremo ospite mercoledì prossimo qui con noi. Nell'ultima commissione sport che si è riunita venerdì scorso ha messo a bilancio per il 2016 250.000 euro per la costruzione di una nuova curva sud a ridosso del campo. Martedì il Consiglio Comunale dovrà approvare il bilancio, ecco, e quello che vedete si deciderà. Questo non è Leuganeo. Non è Leuganeo, ma sono delle immagini tratte dalla ristrutturazione dello stadio Friuli, per farvi capire che anche uno stadio con una pista atletica intorno, se ha una... come dire, c'è della polpa economica in questo senso, può rinascere, risorgere con una struttura dedicata. Senza la pista. Senza la pista, quindi si può. Stesso caso di Padova, il Friuli, non è stato fatto uno stadio nuovo, è sempre quello, quindi si può fare. Allora chiedo subito all'avvocato. Anche? È atterrato solo lì o vola? Sì, anche? sembra un'astronave in effetti. Dai, super Chiedo bello. all'avvocato se il discorso dell'avvicinamento della curva può essere una soluzione che aggrada i tifosi, aggrada te. Allora, naturalmente, siccome siamo tante teste, ciascuno ha la sua e quindi ciascuno ha i suoi gusti. Io capisco gli ultras che premono per essere più vicini al campo. Nella mia idealità, diciamo, la cosa migliore però sarebbe quella di fare un progetto industriale serio per capire quanti soldi occorrono per ristrutturare, tipo Udine, lo stadio in senso puramente calcistico, e quindi vuol dire, siccome è escluso che siano soldi del pubblico, bisogna andare su investitori privati, quindi bisogna che ci sia un piano industriale da cui risulti che occorrono minimo tot soldi e questi tot soldi possono tornare indietro agli investitori se ci sono queste determinate attività A, B, C, D. Quindi, secondo l'avvocato Riccardo, se interpreto bene il tuo pensiero, tu dici, come dire, avendo questa base di partenza, che può essere solo semplicemente un gesto di buona volontà da parte del comune, accorpare o integrare questa cifra che viene messa a disposizione con dei soldi che arrivano dai privati, quindi che non pesano. Scusami se ti interrompo, Claudio, non intendo esattamente così, io dico sono due cose diverse. Questa cosa dell'eventuale con 250 milioni cosa vuoi fare? È sicuramente una cosa molto 250.000 euro, scusa. Sì, esatto. No, magari sì, no, perché pensavo alle lire. È una cosa, sicuramente una cosa appunto provvisoria, come è stato detto. Ecco, esatto, è un tacon. Allora, il tacon, se non c'è nessuna prospettiva per 10 anni, 20 anni, ok, capisco che possa anche andare, ammesso poi, immagino già poi le polemiche ci saranno con l'atletica, eccetera. Se invece io quello che io dico è che bisognerebbe, al di là di questo, quindi indipendentemente da questo, si faccia o non si faccia questo, bisognerebbe guardare un po' più in là e cominciare a costruire la società. Noi abbiamo una società che per fortuna ci ha fatto partire nella sfortuna di essere in Serie D, ha dato la possibilità a questa società, a questi dirigenti, perché oltre a Bergamì c'è Bonetto, non bisogna dimenticarlo, la famiglia Bonetto, che con serietà stanno mettendo le basi. Voi guardate, non hanno sbagliato una mossa finora. E se queste basi possono andare avanti, non è che tu puoi fare lo stadio dalla sera alla mattina, quindi c'è bisogno che la società si rafforzi finanziariamente, ma anche trovare un progetto che coaguli delle risorse private, che è l'unica soluzione che ci può essere. Tu però tieni divise i 250.000 del comune e un eventuale altro progetto. Un'altra cosa, io guardo il fatto che vicino abbiamo il Geox, che anche quello, so che ci sarebbe un'ipotesi del privato di fare un qualcosa
di molto importante, di un'arena coperta per gli spettacoli, eccetera. Le due cose potrebbero anche avere delle sinergie, si può pensare a attività del settore ludico. Beh, di fatto ci sono attualmente delle sinergie, perché gli eventi, i grossi concerti... Sì, però sono sempre degli adattamenti. Sì, ecco. sì, esatto. Sì. Allora, sentiamo dal Presidente, che lo vive in prima persona allo stadio come i tifosi, se ti piace questa idea di Cinzia Rampazzo, assessore, di costruire una curva a bordo campo. Allora, questo è come dire, tra virgolette, una promessa che in qualche modo era stata fatta non la settimana scorsa, ma precedentemente, e confermata, diciamo, qualche giorno fa. È un discorso di tempi e di risorse, cioè una curva predisposta, diciamo, in maniera come è stata immaginata, da realizzare in tempi rapidi, può essere l'unica soluzione per andare incontro, diciamo, a un certo tipo di esigenza del tifoso. Vedere lo stadio del Friuli non è una ristrutturazione, lì è rimasta in piedi solo la tribuna centrale, una tribuna, diciamo, e gli altri tre lati sono stati demoliti e ricostruiti, non è che hanno ristrutturato qualcosa, diciamo, no? Pertanto io credo che i 3 anni che ci hanno messo a fare questa cosa, il risultato è spettacolare sicuramente, i costi sono sicuramente importanti. A Padova io, per come vedo le cose e per come anche immagino una struttura dimensionata alla città, dimensionata proprio proporzionata alla città di Padova. Io vedo uno stadio tipo Bomboniera non superiore ai 20.000 spettatori, cioè, perché abbiamo visto che è bello vedere uno stadio piccolo e pieno piuttosto che uno stadio grande e non pieno, ecco, non dico semivuoto. Allora, e dopo il contesto dello stadio Euganeo è in mezzo a una superficie importante, diciamo, parzialmente di proprietà del comune, parzialmente. Il progetto va visto, secondo il mio punto di vista, ed è quello che ho espresso anche in una riunione, è quello di vedere lo stadio come centralità, diciamo, del progetto, e quello che ci gira attorno, che possa essere un progetto complessivo, che può essere appunto rivolto al privato come appetibile come investimento. Pertanto il risultato dovrebbe essere uno stadio che nasce con dei finanziamenti che il pubblico non può dare, voglio dire, dove bisogna inventare qualcosa di nuovo, perché ripetere delle situazioni di tipo commerciale, cioè, bisogna avere delle idee e soprattutto voglio dire, rendere questo ambiente, questo ambito proprio contestualizzato, cioè lo stadio è una cosa, è il punto centrale, perché se parliamo di cerchi concentrici, diciamo che lo stadio è il fulcro, è quello che ci gira attorno. Ma se ho capito bene, quindi sia la soluzione tampone della curva a bordo campo, sì, però dopo deve seguire un altro discorso più concreto. Mi pare che sia d'accordo sul non ho capito sul tampone e neanche sul... no, però siccome c'è questa contingenza della soluzione tampone... Allora, io apprezzo e sono d'accordo di dare la soddisfazione, perché di questo si tratta, diciamo, a un pubblico che può essere quello dei tifosi più appassionati, eccetera, che possa vedere la partita in condizioni diverse da quello che le vede oggi. Certo. Giustifico e non giustifico, diciamo, quello che è un investimento di questo tipo, tenendo conto che sì, può avere una durata, oppure può durare per sempre nel caso in cui non si faccia altro. Però, sì, ricordiamo che però, ad esempio, sempre questo per assecondare le voglie, tra virgolette, dei tifosi, a suo tempo si decise di fare l'orrido stadio Euganeo, tra parentesi. Sì. Volevo fare una domanda secca all'imprenditore più che al presidente di una squadra di calcio, all'imprenditore
Secondo lei c'è spazio per dei suoi colleghi, tra virgolette, per credere in un progetto di questo genere? La voglia, lo spazio? Secondo me sì, e va rivolto, diciamo, ad una utenza che utenza intesa come imprenditori e come privati, ovviamente che possa dare, cioè uno investe se ha un ritorno calcolato, diciamo, con dei costi, con dei tempi di ammortamento che siano credibili. È ovvio, cioè diventa un'impresa e l'impresa si basa su un risultato economico, evidentemente. Vedi, dici che sono Bastiano Contrario, sono perfettamente d'accordo su tutto quello che ha detto al volo l'avvocato sull'Euganeo, perché no, sì, Alessandro è il nostro uomo dei numeri. Sì, innanzitutto mi sento di condividere ciò che è stato detto dall'avvocato Liccardo e dal presidente Bergamin. Sicuramente la costruzione di una curva a bordo campo sarebbe una cosa buona e giusta. Certo è che non è niente più che un palliativo. Lo Stadio Euganeo è uno stadio non adatto al Padova, ma penso non adatto a nessuna partita di calcio, a nessuna società di calcio. È un progetto che è nato male sin dall'inizio e appunto l'unico modo per riuscire a sistemare questa situazione è affidarsi al settore privato. Ci sarebbero due modi. Uno, se si vuole intervenire sulla struttura già esistente. Uno è il modello della Fiorentina, del Franchi, ossia è stato scavato il campo e sono state ricavate degli ulteriori posti nelle tribune. Un altro invece è sul modello dello stadio dell'Udinese e anche del vecchio Braglia di Modena, ossia demolizione di 3 settori e avvicinamento al campo ad uno di essi. Come diceva il Presidente, è molto costoso. Sì, quello sì. Ecco, la cosa migliore sarebbe appunto fare un bello stadio adatto alle esigenze di Padova, al pubblico di Padova. Il progetto iniziale dello Stadio Euganeo prevedeva 48.000 spettatori, cioè è un'esagerazione. Nella storia del Padova si è visto raramente nelle partite storiche si è arrivati a 20.000. 20.000 era quel Padova-Milan, vero? Padova-Milan 26.300. Per essere precisi. Aspetta, un altro numero, Quanti erano? 26.300 e qualcosa. Lo sappiamo tutti, vogliamo i nomi e i cognomi. Allora, a Bagnale, ascoltami. 40.000 perché venga riempito una volta. No, infatti eravamo in epoca di Tangentopoli, quindi sì. Ma la cosa più curiosa dell'Euganeo, che forse non tutti sanno, è che era nato come uno stadio da calcio nel progetto dell'architetto Zaffanella di Torino, era nato come stadio da calcio, esattamente più o meno tipo Marassi. Se voi avvicinate i 4 settori, diventa come Marassi. Siccome gli hanno detto c'era la necessità per la pista, allora lui ha semplicemente allargato una cosa che è diventata così dispersiva. Che non va bene né per l'atletica né per il calcio. Anche la costruzione poi è stata abbastanza particolare, perché la prima pietra è stata posta il 2 dicembre dell'89. Poi lo stadio è stato inaugurato l'11 settembre del 94, che era la seconda giornata del campionato di Serie A. Il Padova venne promosso 3-0 contro il Parma di Zole Aspriglia, sì, esatto. D'altronde era un 11 settembre, quindi. Sì, esatto. Tra l'altro, appunto, poi lo stadio avrebbe dovuto essere inaugurato a inizio 92, solo che nel frattempo c'erano stati moltissimi protagonisti coinvolti in Tangentopoli, eccetera, eccetera. E i costi si era visto che non erano quelli preventivati. A un certo punto si erano accorti che avevano speso 20 miliardi di lire per un settore che per il quale ne erano stati preventivati 11. Ecco, giusto per capire un po' che epoca allegra che era quella. Sì, ma poi, un commento velocemente prima di andare in pubblicità dal nostro tifoso Gianfranco Borsatti, che penso ti appoggia al discorso che all'epoca dell'inaugurazione, dopo un paio di partite, c'era l'inviato dal Noce. Everardo Del Noce, me lo ricordo bene, sì. E disse che era lo stadio meno sexy d'Italia. Perché senza curve. Una piccola cosa, io proprio da padovano, siccome lo stadio, penso che questo costerebbe anche poco, è posto all'uscita di un casello, è un po' la porta della città di Padova. Quel giallino che c'è di colore esterno, proprio anche quello già dà una dimensione. È uno dei farlo bianco scudato. Tu dici che proprio il giallino proprio fa tanto esami dell'urina, insomma. Esatto, almeno un bel bianco e rosso, bianco scudato, non un paglierino, darebbe un po' l'idea forse magari ci mettiamo alla ricerca di qualche sponsor che ci dia una per mano. Adesso diciamo che ci accontenteremo del rifacimento della Piani, che ho visto il rendering e dovrebbe venire veramente molto bene.
Noi siamo stati 2 settimane fa a Trieste, mi sembra che sia uno stadio costruito nella stessa epoca, attenzione, con lo stesso finanziamento. Infatti, con lo stesso finanziamento. Con lo stesso finanziamento, questa è la cosa solo curiosa. che allora è una regione a statuto speciale. No, ma ho 2 minuti? O no? No, 30 secondi. Allora, pubblicità e poi torniamo con il gioco con Lussina e le 2 nostre campionesse. Restate con la voglia. No, perché devi sapere che sono andato, Mise en place, caffetteria, cicchetteria, gastronomia con servizio takeaway e delivery. Mise en place serve una fascia oraria compresa dal mattino alla sera, così da soddisfare le necessità di famiglie, studenti, lavoratori e turisti. Ci trovate in via Padova 67/C a Vigolza, Padova. A Cittadella, noi di Eureka SPA produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Io sono fiero di essere nato a Padova. per la cosa. Eccoci, siamo di nuovo in diretta a Padova nel cuore. Come ogni puntata, Claudio, diamo spazio a questo quiz, gioco che sta prendendo sempre più piede e tutti adesso vogliono vedere il gioco. Mettiamo di solito di fronte i 2 sport, abbiamo sempre tanti sportivi, quindi pallavolo contro tennis l'altra volta. Questa sera abbiamo 2 pallanuotiste, quindi è pallanuoto contro pallanuoto. Certo. Quindi chi delle 2 lauree che giocano sempre insieme, stasera giocano un contro. Quindi tu vorresti dirmi che abbiamo 2 giocatrici che si chiamano allo stesso modo, sì. Laura, che fanno lo stesso sport Sì. Ma non e devono rispondere alla stessa domanda. Alla stessa domanda, Bravo, vediamo chi però totalizza più punti. Okay. Allora partiamo dalla prima, che è abbastanza semplice. Ok, e l'ha fatto Stefano quindi le domande. Ecco, cosa vuol dire questo? Laura, adesso scelgo, aspetta. Allora, quale nazionale di pallanuoto femminile detiene il titolo olimpico? Stati Uniti, Spagna, Ungheria. Stati Uniti. Stati Uniti, Laura 1 e Stati Uniti, Laura 2. Allora vediamo qual è la risposta giusta, ce la dice Lucilla. È Stati Uniti. Stati Ma Uniti. la sapevi te? Ho guardato la partita. Dai, questa era facile. Sì, dai. Pensavo che avevi guardato Laura. Quindi... Mi è venuto un po' un dubbio sulla la Spagna, è arrivata seconda, mi sembra. Hai confermato quando Laura ha detto Stati Uniti, ho visto. Non copiatevi a vicenda però. Adesso la seconda è un pochino più difficile. Allora, perché... questa. Quale film italiano ha come protagonista la pallanuoto femminile? Uccellini? Così? Sì, Pierpaolo Pasolini. Ma dai, non è un film porno, questo sicuramente. No, un film porno sul pallanuoto, scusa. No. Allora, Pierpaolo Pasolini. Se ne sa detto. Allora, Palombella Rossa di Nanni Moretti o Il sorpasso di Dino Risi? Allora. Beh, la palombella rosa di... Palombella rossa di Nanni Moretti. Rossa di Nanni Moretti, sì, ricordo. E invece Laura Teani anche. Sapevo che lui giocava a pallanuoto, ha giocato a pallanuoto. L'hai visto il film? Ho visto un pezzettino, ma non ricordo. Un po' impegnativo, Sì. Comunque. Sì. Avete ragione ragazzi, ormai siete brave. Beh, comunque devo dire che sono le prime che fanno una bella figura, perché tutti quelli che sono passati qua non sapevano niente. Erano un po' in difficoltà. Vediamo la terza domanda e ultima. Come si chiama l'unica palla... ci tiri un sacco. No. Questa presa. Allora, perché non vuoi sbagliare? Vai tranquilla. Ha detto che si sbaglia porta paste. No, soldi. No, voi sono soldi. Sono soldi. Questa è Serie A, soldi. Sì. Noi portiamo paste, siamo in Serie B. Allora, come si chiama l'unica pallanuotista italiana
ad aver vinto la Callottina d'oro. La Callottina d'oro, diciamo, è il pallone d'oro del pallanuoto, per cui la miglior giocatrice del mondo. Una sola italiana l'ha vinto questo premio. La pallomella d'oro viene vinta solo dagli uomini, quindi è stata la prima. La prima è unica donna. Giusy Malato. Giusy Malato. Brave, tutte 3-3. brave. La catanese Giusy Malato è la più grande pallottista di Italia, sempre. potete dire che avete vinto anche il mio quiz, che non è male. 3-3. Allora una battuta anche sulla loro stagione, Lucia, gliela facciamo? Beh sì, raccontiamo magari chi ci sta guardando, che non vi segue, come sta andando, che sta andando molto bene. Beh, ormai siamo quasi alla fine del campionato, manca solo una giornata di ritorno e siamo primi in classifica. Puoi sorridere, sei prima! Sì, e siamo molto felici perché poi dopo aver vinto la Coppa Italia, il primo obiettivo importante che abbiamo vinto da anni, insomma, che ci proviamo a vincere qualcosa. L'anno scorso siamo arrivati secondi in finale scudetto e quest'anno finalmente una piccola soddisfazione, un piccolo sassolino. Vi stiamo vedendo saltellare adesso. Senti, Laura, ma avviene quale? Anche nella pallanuoto, Laura 1, Laura 2 o Laura entrambe. Avviene anche nella pallanuoto femminile quella cosa particolare che accade per i maschi, che sotto l'acqua vi date dei colpi proibiti, eccetera? Sì. Che cosa Claudia, è una domanda che fanno tutti, sei stato un po' banale, te lo dico. Voglio essere banale. Sì, in acqua, sott'acqua è tutto un altro mondo perché l'arbitro non può vedere cosa succede, quindi poi col fatto che noi donne abbiamo anche il costume, quindi è una presa in più perché gli uomini giocano senza, scusa. Sì, no, hanno il costume, però diciamo che noi possiamo prenderci per il collo. Ok, perché avete il costume tipo olimpionico, intero. Ecco. Sono colpi proibiti a nastro. Certo, è parte di questo sport. Sì, non so se il presidente del Padova è andato mai a vedere al plebiscito una partita della pallanuoto femminile. No. Bisognerebbe fare dei gemellaggi. Facciamo dei gemellaggi. Dei gemellaggi, una volta portiamo tutto la tribuna Fattori con la pallavolo, con la pallavolo c'è dei gemellaggi. Sì, con la pallavolo c'è, funziona molto bene. Voi avete, ad esempio, quale sport seguite oltre al vostro, la pallanuoto? Ma un po' tutti in generale, siamo sportive, quindi dal calcio alla pallavolo anche. Ma sempre, come direbbe la Boldrini, fate delle scelte di genere? Cioè tipo Cioè, guardate tipo, solo andate a il guardare calcio femminile, la pallanuoto femminile? No, in realtà col fatto che giochiamo sempre il sabato e abbiamo trasferte molto lunghe, tipo a Catania o Messina, a Roma, quindi è difficile trovare di solito gli sport di A1, comunque giocano la maggior parte del sabato e la domenica che è l'unico giorno libero, insomma. Sai cosa potremmo proporre al Presidente? Che se adesso loro vincono lo scudetto, no? La prima domenica successiva vengono allo stadio e così vengono vengono presentate e così anche un pubblico che non è abituato. Questa è un'ottima idea. Che giocano. Idea e penso che lo speaker sta facendo tesoro di questa proposta. Anche perché sono due nazionali azzurre. Posso venire anch'io? Quindi non stiamo parlando di due allora è bello perché abbiamo in questa trasmissione la settimana scorsa abbiamo lanciato quello che poteva essere probabilmente un esito positivo con il sindaco Bitonci che ha detto che avrebbe fatto muso duro con i risultati sembrano esserci, no? E adesso lanciamo anche questa bella iniziativa, questo gemellaggio, questo Padova nel cuore che unisce il calcio e la pallanuoto. Quindi ragazzi, avete un motivo in più per dover vincere questo scudetto. Ma hanno anche il motivo perché Remigio ha già trovato i soprannomi per le due lauree. Potremmo riempire d'acqua la cabina dello speaker. Esatto, oppure piazzare una bella piscina di quelle. No, pensavamo prima quando parlavamo di stadio, di nuovo stadio, che il Presidente forse ha già pensato di farlo ricoperto in vetro, visto che è un esperto, e potrebbe essere l'occasione per riempirlo anche d'acqua. Necessariamente, sì. Comunque sarebbe una delle cose principali che si potrebbero fare nell'attesa del nuovo stadio sarebbe quella di recuperare un mega screen, perché allora per esempio anche cose di questo genere si dà la possibilità di vedere delle immagini. Non quello degli anni scorsi non quello mini là, era quello che ho a casa io praticamente. Non ho capito, avvocato, cosa vuol dire recuperare, bisogna comprarlo? Esatto. Allora vediamo un attimo, c'era un disegno di Ruvo prima di passare all'ultimissima parte di trasmissione sulla questione societaria, vediamo un attimo questa era appunto disegno. quella di Beppe.
Beppi. Lo so, è costoso, ma io vorrei fare lo stadio tutto in vetro. Al limite, poi per risparmiare sulle spese lo arridiamo Ikea. Poi le altre sempre sullo stadio, visto che ormai ci siamo. Qua c'è Remigio che invece ha la sua, che domani presento sto progetto per stadio Uganeo e lo chiamo Star Trek, perché è a forma di astronave, come va di moda adesso. Così puoi giocare anche a oriundi verdi con le antenne e 4 gambe. Mentre il nostro Gian, che è il nostro tifoso e quindi ne sa più lui di noi di curve, ecco il progetto che ha fatto. Anche amico, un progetto per lo stadio, guarda qua, codo curve così, 7 tifosi che viene. Allora, ultimi minuti di trasmissione, parliamo della questione societaria, perché avete detto, Benjamin Bonetto, che dopo Pasqua potrebbero esserci delle novità molto interessanti. Si sta già muovendo qualcosa? Sì, abbiamo un centinaio di persone che sono in coda fuori dalla sede, no? No, a parte gli scherzi, è chiaro che stiamo lavorando proprio nell'ottica di strutturare anche da un punto di vista economico-finanziario una società che possa sopportare una gestione differente per il prossimo anno e per gli anni successivi. Per portare a termine, diciamo, un impegno di questo tipo non è che si fanno le cose in 2 minuti, eccetera, bisogna fare proprio un progetto, creare degli obiettivi. Noi l'anno scorso abbiamo detto che facciamo un piano triennale e si intendeva, diciamo, il piano triennale per uscire dalla situazione in cui eravamo. Come dicevo prima, non conoscendo niente, eccetera, siamo stati anche un po' fortunati, probabilmente, oltre che capaci, tecnici, eccetera, a togliersi. Ostia, ho detto una cosa che non dovevo dire, cioè non abbiamo ancora, però diciamo ci sono delle speranze, ecco, di uscire al primo anno, no? Perché io faccio i miei ragionamenti e dopo magari dovrei farli. Siamo riusciti a far sbilanciare? No, ma mi sono sbagliato. Pertanto, cosa diciamo? Diciamo che se passiamo di categoria faremo un altro piano triennale, diciamo, per uscire dalla categoria in cui siamo, pertanto per uscire dalla categoria verso in cui saremmo, diciamo, no? E questo bisogna fare i programmi, secondo me, secondo le risorse che si hanno. Allora, le promesse non servono se non sei in grado di supportarle con dei dati reali. E allora, quello che dopo Pasqua, se dopo Pasqua deve essere, voglio dire, sarà Bonetto proprio, Dixit, sarà proprio fino al 10 maggio anche. Sarà proprio un'esposizione chiara di quelle che sono, diciamo, il progetto della società e gli obiettivi da raggiungere con le risorse, perché il passo lungo come la gamba, che l'avvocato dice che è fondamentale, e lo dico anch'io, presuppone che dire delle cose che poi non hanno riscontro significa dire delle stupidaggini. Ecco, allora, 2 cose secche proprio. In caso di tocchiamo ferro in promozione, ci sarebbe un altro piano triennale per arrivare alla Serie A. Accettare... No, Serie B una volta. Scusi, Serie B ovviamente, no, certo, Serie B. Lui credeva ancora alla favola della promozione. Ovviamente lapsus, e poi anche quote di minoranza, quindi non solo come magari cercava gli anni scorsi il Presidente. Ma tutto può essere preso in considerazione proprio avendo degli interlocutori seri e che appoggiano e condividono, diciamo, anche le nostre idee, perché una delle cose che ritengo fondamentali e che in qualche modo ha dimostrato anche di creare dei presupposti buoni per il futuro è che ci sia questo
questa armonia societaria fatta di persone, diciamo, che conosciamo, di persone che danno affidabilità proprio sotto tutti i punti di vista. Quindi ci vogliono certi requisiti ovviamente per entrare nella Biancoscudati Padova, che forse non si chiamerà dall'anno prossimo già più Biancoscudati Padova. Questa è già una bella cosa. Calcio Padova 1910. Questa è una bella cosa. Un'altra domanda secca, Mario, poi ti faccio parlare della questione del Vecchio Padova. Si è parlato anche dell'imprenditore Canella di Ali, che probabilmente darà il nome Ali Stadium, si era parlato anche di una denominazione. Diciamo, si è parlato e sparlato di questa cosa, magari anche creando degli imbarazzi in certe situazioni. Io credo che i signori Canella siano vicini, diciamo, al calcio Padova, e lo saranno anche in futuro. In quale forma, in quale funzione, in quale misura, non è questo il momento di... Sicuramente ci aiuteranno, ma non... ecco, quindi la domanda non è se, ma solo quando, insomma. Ecco, questo. No, neanche questo. Neanche stiamo cercando di fargli dire. Non riusciamo a fargli dire. Guarda che c'è l'avvocato vicino. Avvocato, non difenda. Non ha detto questo. Ho detto che i signori Canella ci daranno una mano, come una mano ce l'hanno data anche quest'anno. D'altra parte, Francesco Canella era un grande appassionato, era arrivato a 1 millimetro dal traguardo quella volta che poi è andato a finire a Mazzocco. Sì. Allora, ultimi 3 minuti, una battuta sul fatto che si chiamerà probabilmente Calcio Padova 1910 il Padova di nuovo. Bene, benissimo. Anche ci sarà di nuovo questo logo originario, diciamo, e io penso anche che una cosa interessante è quella che con il recupero del museo cosiddetto, no? Ecco, questa potrebbe essere una cosa, secondo me, che potrebbe anche vedere una gestione da parte dei tifosi, diciamo, un comitato, l'associazione che è stata costituita, che vuole fare l'azionariato popolare. Ecco, penso che potrebbe essere una cosa che potrebbe avvicinare, sempre per fare le cose un po' alla volta e molto bene, senza passi troppo lunghi rispetto alla gamba. Sì, certo. Ecco, mi aggancio a questo commento sui tifosi da parte dell'avvocato Liccardo per un'idea che è venuta al nostro super tifoso. Gianfranco, sempre a proposito del colore dello stadio, giallino. Qual era la tua idea? Passiamo il microfono un secondo. Qual era la tua idea? No, non sul colore, ma su come risolvere questo problema di pecunia. No? Potrebbero coinvolgere gli ultras, che hanno buona volontà, ma anche non ultras, i tifosi in generale, a fare un volontariato. Troviamo uno sponsor che ci fornisca la materia prima, diciamo, i pennelli, e fare veramente il colore per la dello pittura, stadio. non per la costruzione per la costruzione non esageriamo, ma una bella tinteggiata, come fanno i genitori, no? in certe scuole, per rinfrescare. Certo. Allora, una domanda anche da Alessandro, mi pare, al Presidente. Sì, una domanda al Presidente Bergamino, una curiosità che ho e che credo possa interessare anche a chi ci segue da casa. Sembra un po' brutto. Sembra un po' brutto parlare di quest'estate, in questo momento di entusiasmo. Però volevo chiedere al Presidente una cosa. Allora, 21 luglio, virgolettato di Marcello Cestaro, Bergamin era d'accordo con noi per un possibile piano di salvataggio del Padova, alla fine ha scelto di mettersi in proprio. Quindi la domanda è... quanti e quali sono stati i contatti con Cestaro per un possibile salvataggio del Padova, che in caso sarebbe stato ripescato e sarebbe in Serie B in questo momento? Ma guardi, la risposta è semplice, perché non ho difficoltà. Cioè, io ho avuto dei contatti con Cestaro in tempi che non era l'anno scorso. L'anno scorso c'è stato questo incontro che non ero solo io, ma erano altre persone, dove si era ipotizzato, diciamo, un piano che non era realizzabile. Io non mi sono messo in proprio, io non ho potuto sostenere, diciamo, un progetto nel quale vedevo poco chiaro. Ci vedeva poco chiaro. È stato molto poco chiaro anche il Presidente Cestaro, che se fosse stato chiaro fin dall'inizio che magari riusciva a rimediare, a ripianare questi debiti, si riusciva a collaborare, ma non è stato chiaro, per cui i vari Bergamino e Bonetto hanno deciso di... No, ma anche perché, diciamo,
ci sono delle altre persone che possono queste cose lo sanno. Che possono testimoniarlo. Allora, siamo proprio in chiusura. Io vado a ringraziare dalla tribunetta Lucilla, che poi sei rimasta qua. Lucilla, ringraziamo le nostre 2 atlete però, no? Certo, le nostre campionesse, facciamo in bocca al lupo per la semifinale, no? Sì. Per la semifinale e per il campionato italiano, ovviamente. Grazie. E invitiamo tutti ad andare a vedere. Grazie mille. E passiamo sopra a Ruvo, se l'ultimissima al volo, se no... Gli regaliamo perché la volta scorsa si è incazzato, l'ultima ad Alessandro, eccola qua. Ha ragione Beppi, a Padova finché ci sono i Cannella c'è speranza. Fate voi. Io vi saluto. Salutiamo Cannella. Com'è? Ecco, poi Alessandro, grazie per essere stato con noi, come sempre ogni mercoledì lì in tribunetta. Grazie a Remigio Ruzzante, la Bronosa Querta e la voce dell'Uganeo. Vi aspetto tutti quanti allo stadio, naturalmente sabato. Sabato, ricordiamo, Padova Drop. Ci aspettiamo un saluto in diretta. Un saluto in diretta. Sicuramente. Grazie anche a Gianfranco Borsatti, tifoso, imprenditore, grazie Gianfranco. E ovviamente adesso passiamo di qui, grazie per la vostra presenza all'avvocato Mario Liccardo e al presidente Giuseppe Bergamin. State proprio bene insieme, una bella coppia. Sta schieraccia quasi. Claudio, dai tu l'appuntamento a mercoledì. Sì, appuntamento a mercoledì prossimo, mi raccomando, sempre sul canale 194 di Telecittà, e per chi si fosse visto solo l'ultimo pezzo della trasmissione e volesse rivederla, poi invece trovarla sul sito di Padova Sport. Grazie ancora per la vostra attenzione e buona serata. Questa trasmissione è offerta da